Si è conclusa con successo la serie di serate Area Relax che hanno valorizzato il centro di Sottomarina toccando la parte storica dei Murazzi. Le strade pedonalizzate si sono riempite di turisti residenti mostrando una valida alternativa per il turismo per le vie interessate. Quindi Viale Veneto, Viale Venezia, Viale Padova, Piazzale Italia e Piazza Todaro. Il format, ideato da Gianni Nardo e da Chioggia TV, verrà ora analizzato tra chi ha sostenuto l'iniziativa, cercando di capire cosa ha funzionato meglio e cosa è invece migliorabile in vista di una prossima stagione. Non appena si saranno tratte conclusioni, si creerà un progetto da sottoporre all'amministrazione per poter lavorare per il rilancio di Sottomarina. Area Relax rilancia l'attrattività della pedonalizzazione, afferma Alessandro Daré, presidente Ascom, e il confronto tra le varie associazioni porta nuova linfa. L'augurio è che il progetto trovi l'appoggio anche dell'amministrazione. Roberta Gandolfo di Confesercenti ringrazia i commercianti che hanno sostenuto il progetto, ma anche le associazioni e le categorie che lo hanno sostenuto e l'amministrazione che ha supportato l'iniziativa muovendosi in tempi ristretti. Il format di Gianni Nardo ha funzionato. In futuro potrebbe coinvolgere anche altre zone, rendendole parte integrante dell'offerta turistica. Ciò che è risultato più significativo è stata la collaborazione che è sorta tra tutti gli attori coinvolti e che sarebbe utile replicare in futuro. Adesso la sfida è studiare un format natalizio che coinvolga Chioggia e Sottomarina. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.